Da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento con Auto da Fè. Buongiorno e ben trovato all'ospite che oggi con noi proseguirà il discorso che abbiamo iniziato ieri, la conversazione, l'approfondimento, chiamatelo come volete, sui temi della libertà di espressione, del diritto più propriamente di manifestare liberamente il proprio pensiero, come recita l'articolo 21 della Costituzione più bella del mondo, che per fortuna ce l'abbiamo noi. C'è con noi la sua... È unico. La sua inconfondibile risata lo testimonia. C'è con noi Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista, autore di libri che vale la pena ancora oggi leggere, Buchi per terra, come ebbe a dire l'allora ministro Romani, minimizzando ciò che si chiama attività estrattiva in Basilicata, ma che volete che sia? 4 buchi per terra, l'impatto ambientale, Maurizio te ne sei occupato tu, ma per il ministro era poca roba, l'impatto ambientale, tutto il resto, chi se ne fotte, le mani nel petrolio, la peste italiana, la 7ª dose, sulla meravigliosa epoca della Covid. Allora Maurizio, buongiorno innanzitutto e grazie per essere con noi. Perché l'articolo... Scusatemi. Perché articolo Scusami Giulio, allora, sono particolarmente contento. Ecco, io sono contento che tu sia contento e che sia con noi soprattutto qui, anche perché molti ascoltatori, come sai, ti apprezzano e ti seguono anche sul tuo canale Facebook, che è facilissimo da trovare. Proprio di questo parliamo, ovvero di una cosa che ti ha riguardato da vicino, per la quale ti sei sempre battuto, vale a dire il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che è a fondamento della conoscenza, che è a fondamento a sua volta di tutti gli altri diritti, sostanzialmente, o comunque nessun diritto può vivere senza il diritto basilare, quello appunto a conoscere. Allora, ieri abbiamo parlato, siamo partiti dal caso Corona Signorini per arrivare, tra l'altro, alla nuova disciplina proposta dall'Autorità per le Comunicazioni che riguarda il codice di condotta rivolto a tutti coloro che operano online, in particolare su YouTube, gli influencer. Abbiamo parlato di fact-checking, che diventa censura, di rimozione dei profili dai social media, e su tutte queste questioni tu sei stato protagonista, hai vissuto sulla tua pelle tutti questi limiti e limitazioni alla libertà di espressione, ma sei stato protagonista anche di battaglie importanti. Io voglio ricordarne una, che ho ricordato anche nel post che sulla pagina Facebook di Radio Libertà introduce la nostra conversazione di oggi, e che ha a che fare con un'iniziativa che tu intraprendesti nel novembre del 2023, di 2 anni e qualcosa fa. Il 9 novembre, se non erro, tu iniziasti uno sciopero della fame per porre all'attenzione di tutti questi temi della libertà di espressione sulle piattaforme social, nei modi che poi ci rispiegherai un'altra volta. Dopo 18 giorni circa da quella tua iniziativa di sciopero della fame, intervenne una delibera del gruppo di minoranza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Questa delibera divenne maggioranza il 14 dicembre del 2023. All'unanimità il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e devo dire che io fui il primo a stupirmene, perché non è una cosa tanto comune che accada una cosa del genere. Tu sei riuscito a fare in modo che all'unanimità il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti facesse propria, approvasse un ordine del giorno con il quale sollecitava un dibattito pubblico sul diritto di accesso alle piattaforme social che, pur essendo di proprietà privata, svolgono ormai una funzione pubblica. Poi entreremo più nel dettaglio di questa questione. Voglio riassumere solo brevemente, cronologicamente, quel che successe. Successe che l'intera stampa se ne fregò completamente di questa presa di posizione, che invece io credo soltanto pochi anni prima sarebbe stata considerata eccezionale, di eccezionale importanza, proprio perché l'ordine dei giornalisti non si è distinto molto, diciamo la verità, per far proprie certe battaglie. L'ha fatta propria in questo caso a maggioranza assoluta, anzi all'unanimità, neanche maggioranza assoluta, all'unanimità, e credo che fosse una notizia bella e buona, una notizia straordinaria.
sulla base della quale poter avviare un dibattito che riguarda veramente tutti, perché non riguarda solo Maurizio Bolognetti in quanto certo. giornalista e segretario di un movimento politico, ma riguarda tutti noi in quanto cittadini. Se ne fregarono tutti, tranne noi, devo dire, e il quotidiano L'Avanti. Peraltro, la storia non finisce lì, perché a proposito di censure e soppressioni, il 27 novembre scorso il tuo canale Meta viene limitato pesantissimamente. Anche lì c'è tutta una storia da raccontare, perché pure su Facebook o Meta sei alle prese costantemente con limitazioni della libertà di espressione e di informazione. Ti hanno impedito di pubblicizzare i tuoi contenuti, per i quali peraltro spendevi pur modeste cifre. Perché? Perché ti hanno detto una cosa straordinaria: c'è un accordo con l'Unione Europea e non si possono pubblicizzare contenuti politico-sociali. Praticamente tutto. Non si può pubblicizzare quasi niente, non so cosa si possa pubblicizzare. Torniamo a bomba e ti lascio subito la parola, Maurizio, perché a me sembrava che quel 14 dicembre del 2023 si dovesse iniziare un percorso di approfondimento esattamente di quello che chiedevano i rappresentanti e i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, una volta tanto tutti uniti e una volta tanto su cose veramente sostanziali. Cioè facciamo un dibattito pubblico sul diritto di accesso alle piattaforme social. È vero che sono proprietà privata, ma svolgono ormai una funzione pubblica, da cui l'articolo 21 della Costituzione, cioè è lì che si manifesta anche la possibilità di esprimere liberamente ormai il proprio pensiero. Tra l'altro il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti denunciava che l'oscuramento totale del tuo canale YouTube, perché questa è l'altra storia, tu protestavi perché ti era stato cancellato l'intero canale, che ti fu poi riabilitato dopo 14 lunghissimi mesi, tra l'altro, una vita, 1 anno e 2 mesi. 2000 video sono stati fatti fuori, decisi dal gestore della piattaforma senza alcuna trasparenza, diceva lo stesso ordine del giorno del Consiglio dei giornalisti, nella policy adottata ai danni di un collega, cioè tu, che per protesta ha attuato diversi giorni di sciopero della fame. Tutto ciò contrasta con la libertà di pensiero ed espressione tutelate dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e via dicendo, Convenzione Europea diritti dell'uomo, Patto ONU diritti civili e politici. Tutto ciò nonostante le policy delle piattaforme a tutela degli utenti. Le decisioni del gestore sono spesso affidate meccanicamente ad algoritmi senza discernimento caso per caso, e quindi il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sollecitava tutti vuol dire non solo i gestori delle piattaforme, ma anche i regolatori pubblici, le forze politiche, le forze sociali, ad aprire un confronto su criteri e policy di accesso o esclusione nelle piattaforme web. Criteri che devono essere trasparenti, non possono prescindere dalla tutela dell'informazione professionale di qualità nel rispetto delle leggi sulla libertà di stampa. Bellissimo, straordinario, giusto, giustissimo. Dibattito susseguente a tutto ciò, zero. Assolutamente zero. Tant'è che abbiamo fatto la trasmissione di ieri e siamo ancora alle prese con le stesse cose, con le quali eri alle prese tu 2, 3, 4, 5 anni fa. Maurizio, ho detto troppo, tocca a te inquadrare la questione. No, hai detto, è stato un piacere ascoltarti, intanto perché hai nutrito, mi sentite, vero? Sì, ti sentiamo benissimo. Perché hai nutrito un indispensabile dato di memoria collettiva, e questo accade ormai assai di rado. Io veramente ho l'impressione che ci dirigiamo verso situazioni orwelliane, sarà abusato, ma io lo dico, da 1984, se vuoi, da fattoria degli animali. Hai presente quando il cavallo, di cui non ricordo il nome, chiede alla pecora di poter entrare nella stanza dove c'erano scritte le leggi di quella comunità, e il muro invece è bianco, non c'è più niente, perché 2 zampe è meglio di 4, perché tutti quanti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Vabbè, taccio. Grazie a te, Giulio, grazie a questa emittente radiofonica, grazie al prezioso lavoro che fai e allo sforzo che compi quotidianamente di nutrire il diritto alla conoscenza. Sì, che inquadrare, io direi intanto inquadriamo, perché lo hai citato tu en passant, ed è già di per sé, io direi, inquietante. Io, per esempio, a un certo punto faccio uno step che mi porta a far sì che il mio canale Meta
diventi un canale, tra virgolette, business, di creatore digitale, eccetera, eccetera. Tra l'altro chiedo anche il segno di spunta, pagando 14 euro al mese, cosa che continuo a fare tuttora, sia chiaro, cioè il mio canale Meta, anche per la serenità degli utenti che dovessero frequentarlo o per chi avesse qualcosa da dirmi, è un canale certificato, cioè i signori che stanno negli Stati Uniti hanno i miei documenti, chiaro, sanno dove abito, il mio numero di telefono, tutto di me. Io forse di loro non so molto, però certo so informazioni sui nostri standard pubblicitari. Ora, sia chiaro, nel mio caso la pubblicità riguardava la possibilità di amplificare l'utenza di alcune rubriche che io tengo più o meno quotidianamente sulla rete, siano esse Buonanotte compagni o I have a drink, per onorare l'ottimo Cuffaro che evidentemente non ha molta confidenza con Martin Luther King, ma a noi va bene, non ci interessa. Quindi I have a drink, qualità se pensi che la tua inserzione sia stata rifiutata per errore, o se pensi che un account business o le relative risorse siano state sottoposte a restrizioni per sbaglio, puoi chiedere un controllo della decisione in qualità dell'account. Ora, il mio account è stato praticamente limitato in data 27 novembre. Ho chiesto ripetutamente un controllo e una verifica. In realtà continua ad essere bloccato a tutt'oggi 10 febbraio, quindi mi è impossibile poter fare alcune cose, come per esempio accrescere il numero di utenti che accedono alle mie. Abbiamo notato che hai aperto un link che indirizza, vabbè, signori, questo è YouTube, questo è Meta, volevo dirvi, e c'è poco da ridere in realtà, perché se uno andasse a leggere la policy, le regole della community, si accorgerebbe di qualcosa che è davvero inquietante. Ecco, ma Maurizio, per quello che si arrogano. Qual è l'accordo con l'Unione Europea? Sulla base di che cosa? Il Digital Services Act? Roba del genere? Sì, penso che sia quello, e in base a quell'accordo che cioè sono loro di fatto sono andati, per come la No, che vedo. tra l'altro vale in Unione Europea ma non negli Stati Uniti. Esatto. Per come la vedo io, loro sono andati in direzione esattamente opposta a ciò che chiedevo, a ciò che chiedeva l'ordine dei giornalisti. Sì, è anche vero, però glielo hai detto tu e quindi mi consento di dirglielo anche io. A dire la verità, gliel'ho detto ripetutamente. Quel documento ha uno straordinario valore. Credo che possa rappresentare un punto di partenza importante, no? Ma è rimasto lettera morta, cioè non solo non è stato ripreso dalla stampa, come sottolineavi tu prima, con le eccezioni che conosciamo, ma non c'è stato nessun seguito in termini di lotta, di iniziativa, di riflessione collettiva. No, zero, nonostante 51 membri su 51 del CNOG, compreso il presidente Bortoli, lo abbiano votato quel documento, recependo, e questo ci tengo a sottolinearlo, recependo che cosa? Sì, io parlavo anche del mio canale YouTube, ma che strano. Poi, ma siete sicuri che stiamo parlando solo di algoritmi che comunque vengono decisi dagli umani? Ma che strano, quel canale viene definitivamente cancellato il 7 agosto. Capperi che algoritmo intelligente. Di solito le peggiori porcate, anche sul piano politico o partitocratico che dir si voglia, quando vengono fatte, se non a ridosso di Ferragosto, quando la gente è distratta, quando la stampa è distratta, quando tutti sono distratti. Ecco appunto,
il 7 agosto 2023, dopo uno stillicidio durato 3 anni di blocchi, rimozioni, minacce di cancellazione del canale, arriviamo a Redde Razionem. Il canale viene cancellato. Dopodiché arriviamo all'ottobre del 2024, quando dopo l'ennesima, e ci tengo a dirlo, mi dispiace dirlo, perché a parte le spalle forti e la copertura alle iniziative di lotta che giunte da questa radio e da chi sta conducendo questa trasmissione, cioè Giulio Cainarca, a parte questo, direi che ti giravi e dietro non vedevi nessuno. Allora, però, dopo 14 mesi ti fai forte di un bluff. Siamo a questo, signori. Gli dici: guardate, io adesso vi denuncio, vi porto in tribunale per violazione dell'articolo 21 del dettato costituzionale, perché voi non potete comportarvi, vestire i panni del giudice, della giuria, del boia, del pubblico ministero, fate tutto voi, e uno può difendersi da voi solo se è dotato di mezzi che personalmente, per esempio, io non ho, ma come immagino non abbiano molti altri colleghi o un qualsiasi utente che di questi social network, dove, come hai giustamente sottolineato, ormai, sì, privato, però attenzione, tutti i politici, dal più importante al meno importante, sono lì. C'è lo spazio di Palazzo Chigi, c'è lo spazio dei ministeri, c'è lo spazio di tutti coloro che fanno politica, che fanno attività giornalistica, ci sono tutti i giornali. Allora possiamo consentirci, ed è quello che in realtà sta succedendo e continua a succedere, che questi facciano quello che accidenti vogliono? No, poi c'è un Io punto, direi di no? no. C'è un punto, poi io leggo questo meraviglioso articolo della Costituzione più bella del mondo, la nostra, per fortuna che ce l'abbiamo noi, l'articolo 21 della Costituzione, il quale recita, pur essendo stato scritto nel 46, 5, 47, tutti hanno diritto di manifestare liberamente, che è un avverbio non marginale, il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ora, è vero che è stata scritta ed è entrata in vigore nel 48, 1948, la Costituzione. Però, se qualcuno avesse sentito il bisogno di aggiornarla ai tempi, avrebbe potuto pure cambiarlo, sto comma 1, no? E invece il comma 1 parla di ogni altro mezzo di diffusione. Nel 48 Zuckerberg non era... Meno male, No, meno Zuckerberg male. non era ancora nato nel 48. Ma evidentemente quei costituenti, c'era gente dello spessore di Croce o altri, hanno guardato molto più lontano del loro naso ogni altro mezzo. Quindi fatto Maurizio, benissimo. aiutami a capire, se tutti abbiamo come cittadini italiani, a me non mi interessa l'Unione Europea, gli Stati Uniti, Trump, Zuckerberg, YouTube, ma meglio che si occupano di banane. No, se noi come cittadini italiani abbiamo il diritto di manifestare liberamente il nostro pensiero con ogni mezzo di diffusione, vuol dire che quando a casa mia in Italia arriva il signor Zuckerberg o arriva il signor chi che sia, con una qualsiasi piattaforma, il signor Google, quelli che vuoi, il signor Telegram, eccetera, eccetera, questo si deve adeguare a questo principio. No? Io direi di sì. Punto. A me non mi pare che sia complicata la questione. A casa mia rispetti le mie regole. Mi pare che sia molto semplice, ma mi pare pure che nessuno lo fa notare, questo aspetto basilarmente semplice, perché è di una semplicità assoluta. Dopodiché, se io uso il mezzo... Prego. Se posso interromperti, Giulio. Eppure, pensate un po' che in occasione del 70° anniversario di fondazione dell'Unione della Stampa Periodica Italiana, credo giugno 2024, Sergio Mattarella, e cioè il Presidente della Repubblica, mostra una certa attenzione verso questi temi. Era il 19 giugno, anzi no, 19 giugno per la precisione, 19 giugno 2023, quindi qualche mese prima del documento approvato dal CNOG, e scrive, scusami un secondo, il pluralismo che alimenta la vita democratica
e le libertà degli italiani garantito dalla Carta Costituzionale, arricchito dalla presenza di un numero significativo di voci indipendenti che offrono ai cittadini la possibilità di soddisfare il diritto fondamentale di essere informati, ed è certamente compito della Repubblica sostenere le iniziative editoriali che si caratterizzano in questo senso. A proposito, qua c'è un'iniziativa editoriale importante, a partire dalla garanzia di parità delle condizioni di impresa e di accesso al mercato, ai giornalisti, testimoni e certificatori della corrispondenza tra i fatti e la loro rappresentazione, agli editori e ai soggetti chiamati a dare il massimo impegno nel dispiegamento dei principi sanciti dal nostro patto fondativo, viene affidata una grande responsabilità. Tanto più in una stagione di rilevanti trasformazioni che mutano radicalmente il panorama delle fonti. Ma c'è un passaggio, scusami se ho voluto leggerlo, questo intervento del Presidente della Repubblica, in cui il Presidente della Repubblica dice la autenticità. Attenzione, sentite con attenzione. La autenticità dell'informazione è affidata dalle leggi alla professionalità e deontologia di ciascun giornalista. Sarebbe fuorviante, prosegue Mattarella, e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali immaginare che organismi terzi possano ricevere incarico di certificatori della liceità dei flussi informativi. E allora Presidente, sono d'accordo. Presidente, gliel'ho scritto dal 2020 e prima. Sono d'accordo con lei, ma allora che facciamo? Quando poi approvano delle robe ci giriamo dall'altra parte, non guardiamo. Quando un cittadino prova a rivolgersi... Fammi capire, accidenti. Qui c'è un altro aspetto allora, perché invece ci sono enti e testate private che fanno proprio quello che Mattarella dice che non si dovrebbe fare. Cioè, Open online, lo faccio io, me ne assumo la responsabilità. Ma lo faccio tranquillamente anch'io. Open online, cioè Enrico il Mentana, giornale del figlio di Mentana e del papà anche, e del papà. Benissimo, anzi malissimo, ha svolto, e questo è ufficiale, se non lo fa ancora, il ruolo. No, lo fa ancora. Il che implicherebbe, Giulio, come è facile notare, anche un qualche piccolo conflitto di interesse. Ma com'è sta storia? Tu fai il giornalista e fai il giornale, però vai anche per conto di Zuckerberg, attenti, non è solo una questione di algoritmi, ma per conto di Zuckerberg vai a tagliare le teste di quelli che magari secondo te hanno scritto una fake news. Certo, dopo 14 mesi YouTube al sottoscritto ha dovuto dire, grazie a un bluff, ci siamo sbagliati, lei non faceva disinformazione. Ecco, Maurizio, però tu hai toccato con le parole di Mattarella, che sono autorevoli, ma ancor più autorevole è la Costituzione che lui dovrebbe garantire, difendere, eccetera, eccetera, no? Allora, Mattarella dice che non è corretto, è sbagliato, è totalmente errato il fatto che sia qualcuno che certifica la correttezza di azioni o delle opinioni espresse da altri in riferimento ai giornalisti, ma la Costituzione te la mette ancora più larga, in riferimento a tutti i cittadini, perché tutti i cittadini hanno diritto di manifestare liberamente il pensiero. Quindi, che cavolo ci fa il nostro amico Mentana con suo figlio e tutti gli altri alla testata Open, o i compagni di Facta.news e Pagella Politica, che sono gli altri certificatori, che hanno una loro ideologia, che non è la mia, tra l'altro. Per cui, se le mie espressioni e le mie cose non piacciono a loro, loro fanno i censori. E Mattarella che fa? Parla e basta, parla e basta. Però fammi aggiungere un'altra cosa, perché quell'avverbio liberamente che sta nel comma 1 dell'articolo 21 della Costituzione già di per sé dovrebbe far fuori Open Online, Facta News e Pagella Politica, fuori dalle scatole. Assolutamente sì. Sei d'accordo?
assolutamente non dovrebbero ricevere un centesimo, però adesso consentimi un attimo, perché sono riuscito a trovare la pagina e quando ho detto è inquietante. Torniamo al blocco che potrebbe capitare a chiunque, anche allo spazio di Radio Libertà domani mattina. Non me lo auguro, ma potrebbe succedere. Sentite qua. Integrità dell'account, le risorse business devono rispettare gli standard della community, poi vai a vedere gli standard. Comportamento non autentico, ma una delle cose più inquietanti in assoluto, a parte il presunto vero spam, è che in teoria il canale mio o di Radio Libertà o di chiunque altro potrebbe essere cancellato. Le richieste per la rimozione delle risorse business devono rispettare gli standard della community in materia di richiesta degli utenti. Alla voce richieste degli utenti. Devo tradurre, penso di essere stato chiaro, ma voglio che sia definitivamente chiaro che cosa stanno dicendo. Che se 100 persone dicono a me non ci piacciono i contenuti di quello là e rispettano non sappiamo quali standard della community, allora potrebbe anche accadere quello che accade a me praticamente un giorno sì e un giorno pure. Vogliamo fare un esempio pratico? No, un esempio pratico. YouTube, Meta in questo caso, Facebook, mette a disposizione degli utenti che cosa? La possibilità di taggare altri utenti. Perché lo fa? Perché originariamente, dovendo essere un social, voleva che si socializzasse. Ma se Facebook dà la possibilità di taggare e contestualmente dà a tutti gli utenti, cosa direi buona, la possibilità di non farsi taggare o di preventivamente di verificare in cosa si vogliono taggare, mi spiegate perché praticamente ogni giorno, dopo che ho taggato in un post magari 20 persone, ricevo la comunicazione di blocco? Perché? E magari posso fare solo video? La domanda è perché? È una cosa insensata, ma diventerebbe sensata se provassimo a immaginare che non è solo una questione di algoritmi, ma se 20 persone dicono che Giulio Cainarca ha rotto le balle e che quel video non gli piace e che sta rompendo le scatole, magari quel video potrebbe essere rimosso, magari perché guardate attenti su Facebook e magari anche altrove in quella direzione che stiamo andando. Allora, rimosso Maurizio, proprio il canale. Certo, Maurizio, sono le 10.58, ci salutiamo qua. Non abbiamo toccato, ma lo faremo in futuro, anche un altro aspetto che riguarda i cosiddetti influencer, perché l'autorità per le comunicazioni, come sapete, ha creato un codice di condotta e un albo, ancora in itinere, al quale obbligatoriamente si devono iscrivere coloro che fanno certi numeri su YouTube e che stanno portando via ascolti e credibilità ai media tradizionali. È lì il problema, secondo me, o comunque un aspetto del problema, per cui a questi qui gli si stringe un pochino, diciamo così, il campo di azione, per essere eleganti, e quindi hanno deciso di fare questa normativa che in sostanza parifica gli YouTuber a coloro che offrono servizi media audiovisivi, Mediaset, Rai, eccetera, cioè i colossi, con una quantità di obblighi e di multe da centinaia di migliaia di euro, che ne abbiamo già parlato, ma ne riparleremo. Invece ieri abbiamo parlato... Mi prendi a carico nel tuo stato di famiglia, per favore. Allora, ieri abbiamo parlato invece del caso Corona Signorini e mi è saltata fuori questa vecchia clip, più di 20 anni, dell'ottimo Luttazzi, che sarebbe dovuto essere il conduttore della prima edizione del Grande Fratello. Ce la ascoltiamo insieme, intanto ci salutiamo. Grazie Maurizio. Grazie a te Giulio, grazie a Radio Libertà. Sentite qua che roba divertente. Io ho dovuto presentare la prima edizione del Grande Fratello, questo è un fatto vero, perché la realtà supera i reality, questa è la verità.
la realtà è molto migliore dei reali. E quindi la segretaria di Minori mi telefona per propormi questa cosa. Io dico, lei conosce questo programma? Mi dice, io dico, certo, l'ho visto in America, è un programma immondo e immorale e io non voglio farlo. E la segretaria mi dice, lei sta rinunciando a centinaia di milioni, in questo modo lo sa? Io dico, certo che lo so, e lei in questo momento è il diavolo. D'altra parte dico io, lei lo presenterebbe un programma del genere, e lei a questo punto dice, ma non mi faccia parlare. Dico, vede, lei ha la mia stessa opinione, però vuole proporre a me questa cosa, no? Nella contraddizione, e lei fa, beh, allora lei fa pubblicità, dice lei, no? E dico, cosa c'entra? Ah, già, non c'entra nulla. Ah, ok, perfetto. Okay. Comunque, la forma mentis è quella del ricatto. Allora, se non sei ricattabile, questo che ti rende libero, se non sei ricattabile, non puoi lavorare in questo momento in televisione. Tutti quelli che vedi in televisione sono persone che in qualche modo, oltre un certo punto, non possono spingersi. Mi sono opposto a questo mio cointeressamento nei reality, nel primo reality che stava arrivando.